soprannominato lo sceriffo, spostato dalla strada in ufficio. Questa la notizia dei giorni scorsi che riguarda un vigile urbano in servizio ad Agrigento. Le polemiche, come al solito in città, sono arrivate puntuali a stigmatizzare un provvedimento che secondo alcuni era da evitare. Ma ad Agrigento non servono vigili urbani sceriffi, ma vigili presenti nelle strade, soprattutto quando serve davvero, come ad esempio al Viale della Vittoria, dove un'ambulanza diretta in ospedale è rimasta intrappolata. Purtroppo non è la prima volta che succede, così come ci vorrebbe la presenza di un agente in piazza Vittorio Emanuele, dove si consente ancora ai pullman di linea di sostare con le conseguenze che ormai tutti conoscono. Un vecchio problema che non ne smuove l'amministrazione comunale, che lascia tutto nella precarietà assoluta, con i rischi che questo comporta, per non parlare dei disagi subiti dai passeggeri. La settimana scorsa ci siamo occupati della raffica di multe nei pressi del Teatro Pirandello, dove era in programma il concerto di Claudio Baglioni. Le auto multate, lo ricordiamo, erano parcheggiate senza creare intralcio o pericolo per la circolazione. Ecco, la tolleranza zero ad Agrigento arriva sempre nei momenti meno opportuni, come in questo caso, per dimostrare forse di trovarsi in una città dove tutto funziona, ma non è così e gli agrigentini lo sanno. Magari a fare la multa ai tanti forestieri che si erano recati al concerto è stato proprio lui, il fantomatico vigile sceriffo di cui bisogna ribadirlo, Agrigento non ha proprio bisogno.